Buongiorno a tutti, un grazie particolare a Paola Colombo, Presidente di Vicini Lontano, per ospitare ogni anno la presentazione di un libro, perché, come ha detto lei, Pierluigi ha frequentato questa chiesa, Vicini Lontano, e quindi un grazie proprio con affetto a Paola, anche perché poi c'è anche Vicini Lontano Monte Attualis, dove ripresenteremo, spero, il libro quest'estate. Un grazie anche molto particolare a Francesco. Ci siamo sentiti molto sto periodo perché era amico di Pierluigi e con lui ha realizzato cose anche sulla pace a Bolzano, eccetera. Per cui grazie veramente di cuore per essere qui presente. Questo libro si intitola appunto Le ragioni della speranza per un mondo più umano. Non è che io voglia fare una raccolta di libri, non è questo il senso. I libri vengono presentati perché contengono le riflessioni di Pierluigi e scritti e riflessioni ce ne sono ancora tante, per cui spero di poter realizzare ancora altri libri, e quindi non è una raccolta di libri ma è una consegna a tutti noi di queste sue riflessioni, che sono riflessioni profonde, intense, di stimolo. Non sono libri romanzi, sono libri di riflessione profonda e di stimolo alle nostre vite. Vorrei, prima di inoltrarmi a dire come è stato impostato il libro, dirvi di una email che mi è arrivata di una persona che occupa una posizione sicuramente importante qui in Friuli, è culturalmente preparato molto, non ha potuto essere presente e mi ha scritto che ha letto tutti i libri di Pierluigi, a parte quelli che aveva scritto lui, ma anche i libri postumi, trovandoli di straordinaria attualità, perché appunto, pur essendo intervenuti dopo che Pierluigi ha scritto le sue riflessioni, eventi storici particolari, i suoi ragionamenti restano negli annali, restano profondi e validi per sempre. Poi noi possiamo inserire in queste riflessioni i fatti che vengono, per reinterpretarli anche alla luce di quanto lui poteva e ci ha permesso di intuire e di capire. E diceva anche quella persona una cosa che mi ha fatto pensare, dicendo che quello che si fa è stato fatto, si farà per Pierluigi, è poco rispetto a quello che lui aveva fatto e ha fatto per tutti noi. Questo libro ha 2 capitoli. Il primo capitolo è Fede e religioni. E in questo primo capitolo parla del Vangelo, in particolare del Vangelo del giudizio finale. Ero nudo, mi avete vestito, avevo fame, mi avete dato da bere, avevo sete, mi avete appunto dato da bere, avevo fame, mi avete dato da mangiare, e così prosegue. E qui si sottolinea Pierluigi, riprenderà sicuramente anche Francesco poi questo ragionamento, che noi siamo chiamati nella vita non a compiere atti grandi, a volte basta anche delle opere quotidiane di sostegno agli ultimi, a chi fa più fatica, a chi è ai margini, a chi è più sfruttato, ai poveri. E saremo giudicati tutti, e quindi è un invito a
alle persone credenti e non credenti per quello che noi riusciamo a fare concretamente ogni giorno nelle nostre vite. E la fede e la partecipazione all'Eucarestia in questo caso non sono dei parametri di giudizio, perché il giudizio viene dalle opere che noi quotidianamente facciamo, ma possono essere un alimento in più per sostenerci in questa operosità del quotidiano. Poi ha parlato ovviamente anche del Vangelo delle Beatitudini e di altro nel capitolo Fede e Religione. Vorrei fermarmi un attimo ancora sul Vangelo delle Beatitudini, perché come nel libro Le 10 grandi parole, Indicazioni per la vita, Pierluigi conclude questi capitoli del Vangelo del giudizio finale con dei riferimenti biblici e al Vangelo. Ecco, quando siamo nelle chiese sentiamo quello che dicono i profeti, spesso questi racconti vanno via rapidamente, non siamo concentrati, non vengono spiegati a volte in modo esegetico bene. Lui lo fa e non sono un in più che aggiunge a queste riflessioni. Secondo me sono anche questi riferimenti degli aspetti culturali, che sono non solo per i credenti ma anche per i non credenti. Fa parte della cultura che le persone di cultura come noi dobbiamo essere, devono portarsi dentro. E diciamo, non leggendo il libro dire beh, questa è la parte biblica, la parte del Vangelo e quindi la elimino. Rendono queste riflessioni di Pierluigi più profonde ancora. Ecco, questa è una mia riflessione leggendo quello che ha scritto e gli scritti che ho di lui. E poi il secondo capitolo del libro è un capitolo importante, Etica e società, dove vengono trattati temi molto attuali e che quindi ci stimolano anche quelli a riflessioni importanti. Ad esempio il tema della sicurezza, il tema del volontariato, il tema dei suicidi, il tema che noi viviamo in una società dell'avere, della rincorsa all'accumulo, alle ricchezze, senza guardare la nostra interiorità. E siamo chiamati invece a una società di sobrietà, c'è un capitolo ancora sobrietà. E poi si conclude appunto questo capitolo Etica e società con lo scritto sulla speranza, molto intenso e molto importante. E c'è un riferimento anche, perché nel libro abbiamo fatto riferimento alle persone nominate, chi sono, a cosa fanno nella vita, Loris De Filippi. Non so se c'è oggi qui, ci siamo sentiti anche da poco, e Loris viene citato nel libro, e quindi è stato anche attuale. Speriamo di realizzare un incontro quest'estate molto importante dove potrebbe esserci anche lui per 1 o 2 domande specifiche. E quindi c'è un riferimento anche a Loris rispetto a quello che aveva detto lui in un convegno al centro Balducci, dove in Bangladesh c'erano 1,5 milioni di profughi e un campo profughi di 750.000 persone, numeri grandi che fanno parte del sud del mondo rispetto ai numeri irrisori e molto ridotti che ci sono qui in questa Italia e anche in questo Friuli. Ebbene, quando negli altri libri c'era sempre l'introduzione di Pierluigi ad hoc specifica per il libro, e quando mi sono trovato di fronte
al dover fare l'introduzione, ho scelto un'introduzione che è un'ulteriore meditazione, secondo me. È un'ulteriore meditazione e vorrei condividerla con voi perché mi sembra importante. È scritto, e ha detto Pierluigi, non mi sento uno scrittore, pur scrivendo tanto. Non mi sento un intellettuale, pur riflettendo in continuità. Non mi sento prete se inteso come uomo del sacro e funzionario della religione, ma al servizio della comunità. Mi sento nient'altro che un uomo, che vive in modo progettuale e coinvolto, sensibile e appassionato, sereno e tribolato, con i limiti che per primo riconosco e con qualche qualità da alimentare. Mi sento un uomo in cammino, con tante relazioni e con la compagnia, questo è molto bello secondo me, di una solitudine, luogo privilegiato di una costante elaborazione spirituale. Pierluigi parlava di una solitudine amica. Anche noi dobbiamo avere momenti di solitudine per alimentare, guardarci dentro, capire chi siamo, perché a volte non ci conosciamo, presi da questa rincorsa continua che abbiamo nella vita, di fare tante cose, di essere coinvolti in tante situazioni, ma però ci devono essere momenti di solitudine dove guardare dentro noi stessi e alimentare la nostra interiorità e la nostra spiritualità. Grazie intanto. Bene, intanto buongiorno anche da parte mia e io ringrazio davvero Vito per l'opportunità, l'occasione insomma di questo importante festival perché insomma noi siamo qui oggi non solo per fare memoria di Pierluigi ma per ascoltare il suo Vangelo, no? Perché oggi questo libro, questo è il Vangelo di Pierluigi, cioè c'è una coniugazione tra questi due capitoli, questi due grandi capitoli, fede, Vangelo, etica e società, no? Le cose Pierluigi le coniugava insieme, le fondeva insieme, no? Quindi è come una specie di miracolo quello che succede in questi giorni, in questo festival. Anche ieri sera abbiamo partecipato alla cerimonia di premiazione del premio Terzani e insomma questi grandi profeti della speranza, della pace, vivono, continuano a vivere, sono insieme a noi, camminano con noi per, diciamo, annunciarci un mondo che ancora non è venuto, un mondo che loro hanno annunciato con grande coraggio, con forza, con passione, ma che è tutto ancora da costruire, anzi, per certi versi si è tornati indietro, no? Rispetto alle grandi utopie, alle grandi speranze che hanno segnato la storia del dopoguerra e che aveva in questo, diciamo, come dire, in questa carovana di profeti disarmati, no? L'Italia ha avuto una realtà di profezia altissima e Pierluigi faceva parte di questa carovana, i grandi profeti della speranza che abbiamo avuto, padre Balducci, Turoldo, Mazzolari, Don Milani, Italo Mancini, che è stata una bellissima figura ancora tutta da riscoprire, Arturo Paoli. Io ho avuto la fortuna di incontrare, di stare in mezzo ad alcune di queste figure e quando tu tocchi uno di questi profeti la tua vita cambia per forza, perché appunto queste erano persone che hanno, diciamo, cercato di vivere il sogno di un Vangelo che non è semplicemente una lezione, diciamo così, di ortodossia, una specie di Vangelo disincarnato, no? Che ti porta verso l'alto. Diceva Arturo Paoli
questa cosa di continuare a pregare diciamo, arrivare a garantirti una posizione nel cielo è tutta sbagliata, no? Perché si va su, si prega, ci si alza, poi arrivati in cima ti dicono ma guarda che avete sbagliato tutto perché Dio è giù, è in mezzo ai poveri, in mezzo alle persone che faticano, è in mezzo agli umili. E questo, diciamo, è il grande sogno che ha accompagnato questa carovana di profeti, appunto, che hanno lottato contro la guerra. Ieri abbiamo ricordato l'impegno di Terzani contro le guerre. Era lo stesso impegno di Pierluigi, di questi grandi, appunto, cercare di, come dire, amorizzare il mondo, non solamente armonizzarlo, ma portare un'etica di amore nel mondo, tra le cose, anche diciamo nell'ambiente, no? Cioè, tutto si collega, no? C'è una connessione continua. Per cui insomma questa è la grande dote di noi umani, no? Questa è la risurrezione in qualche modo. Noi possiamo tenere in vita questi profeti che ancora diciamo ci segnano il futuro. Cioè, mi viene sempre in mente quei bellissimi versi di Foscolo dei Sepolcri, no? Celeste dote negli umani, questa corrispondenza d'amorosi sensi, no? Questa corrispondenza d'amorosi sensi che ci consente in qualche modo di tenere in vita chi ci ha preceduto, no? Tenerlo in vita e farlo nostro, tenerlo parte di noi, no? Parte della nostra vita, della nostra etica. Quindi diciamo queste sono le occasioni di vicinanza, no? Di prossimità, di sentirci connessi e collegati a questi grandi profeti della pace, del diritto. Ecco, io oggi sono un po' emozionato, non so se l'avete notato subito, perché tornare a Pierluigi è tornare a tante cose, no? Una memoria che mi ha collegato lui. Io ho tantissimi episodi, l'ho invitato tante volte a Bolzano, lui mi ha invitato tante volte al Centro Balducci a presentare i libri, a incontrare le persone. E quindi nel 2019 avevamo questo sogno di portare Agnes Heller, con cui io ho avuto la fortuna di avere un'amicizia lunga, abbiamo fatto una decina d'anni, abbiamo girato l'Italia e l'Europa insieme e c'era questo grande sogno di Pierluigi di portare finalmente Agnes Heller al Centro Balducci al convegno di ottobre e finalmente era riuscito. Nel 2019 eravamo riusciti a combinare tutte le cose, tutti gli appuntamenti Agnes perché venisse, quindi era felicissimo Pierluigi. Purtroppo poi Agnes è morta facendo un bagno nel Balaton nel luglio del 2019, è stato un po' un sogno che si è infranto, però ci avevamo lavorato tanto perché Pierluigi amava molto l'etica della bontà, questa pagina di Agnes Heller che era tutto Pierluigi in realtà, no? Quest'idea che c'è una bellezza nella bontà, estetica e etica si fondono nella bontà. L'uomo buono è anche un uomo bello e Pierluigi era un uomo bello perché era un uomo buono. E quando gli parlai di Pierluigi e Agnes mi disse ecco questo è il prototipo della persona buona, come Arturo Paoli che cui abbiamo incontrato con Agnes ormai oltre centenario, siamo andati a trovarlo a Lucca e mi diceva ecco questi vedi sono la rappresentazione della persona buona e Agnes Heller aveva fatto la sua etica della bontà partire dal padre. Il padre di Agnes era un ebreo, musicista, scrittore che durante la guerra aveva messo in piedi un'organizzazione di ebrei che aiutavano altri ebrei in fuga e poi è stato arrestato, deportato da Auschwitz e ammazzato nel gennaio del 1945. Durante il trasporto su carri bestiame il padre di Agnes riuscì a far uscire dalle fessure del carro una lettera per la figlia, per Aghi, dove diceva sostanzialmente questo, cara Aghi, la tua vita probabilmente sarà un po' più fortunata della mia, anche Agnes Heller è stata comunque deportata e chiusa nel ghetto di Budapest, però diceva lui cerca di fare del bene, perché ogni atto di bontà che noi mettiamo nel mondo è una specie di, come dire, di tappo che noi mettiamo dentro questa macchina infernale del male radicale, quindi facendo del bene noi in qualche modo riusciamo a bloccare la macchina del male, quindi cerca di essere una persona buona, fai del bene.
e cerca di fare questo. E diceva, insomma, io ci provo, ci ho provato. E su questa, diciamo, indicazione, su questo messaggio del papà, lei ci ha costruito questa etica che a Pierluigi piaceva moltissimo. Tra l'altro aveva lanciato questa bellissima idea, Agnes Helder, che Pierluigi voleva proporre anche alle amministrazioni qui locali, dicendo, insomma, ci sono tanti monumenti ai militi ignoti che c'erano nati di eroismo bellico, ma perché non facciamo un monumento al buono ignoto, cioè ai buoni che ogni giorno salvano vite, salvano persone, stanno nei posti difficili, mettono una coperta sulle spalle del povero, aiutano i migranti ad arrivare nelle nostre terre. Ecco, perché non facciamo un monumento al buono ignoto? Cioè un monumento che celebri gli atti di bontà che non appaiono mai sui giornali, perché sui giornali appaiono sempre gli atti, diciamo, di malvaginità, di criminalità, eccetera, ma celebriamo la bontà. Io penso che questa, diciamo, indicazione di Agnes, che era stata letta anche, diciamo, per Pierluigi, si trova in questo libro, un libro che appunto inizia con questa pagina meravigliosa del giudizio finale, che poi è il giudizio di coscienza, no? Quando il Signore divide, no? L'umanità in due parti e la sollecita dicendo, insomma, mi avete vestito voi giusti, mi avete dato da vestire, mi avete dato da bere, mi avete dato da mangiare. E però dice anche un'altra cosa, e perché questi gli chiedono, ma quando è che ti abbiamo vestito, ti abbiamo incontrato in carcere, ti abbiamo dato da mangiare, eccetera. E lui dice, ogni volta che avete fatto queste cose ai piccoli, lo avete fatto a me. E chi sono questi piccoli? Non sono i bambini. I piccoli sono le persone, appunto, che faticano, le persone umili, le persone che non ce la fanno, le persone che vengono emarginate, i margini della nostra società. Questi sono i piccoli, che molto spesso noi non li riconosciamo. E noi siamo in un periodo talmente folle, talmente disumano, siamo passati dall'utopia alle distopie. Oggi sarebbe da fare un lavoro meraviglioso per rileggere 1984 di Orwell, perché c'è tutto in quel libro. Siamo nella distopia più totale, l'aveva già previsto Bauman quando appunto ci diceva, guardate che la bellezza non ci salverà, perché noi stiamo vivendo la bruttezza della vita, è la disumanità, è la distopia che sta fortemente prendendo piede in questo mondo, non è la bellezza di Dostoevsky, è la disumanità, è la bruttezza che noi stiamo vivendo e lo stiamo sperimentando in quest'epoca folle e disumana. E la cosa più terribile che io ho ritrovato e ritrovo in Pierluigi è che noi in questa fase storica abbiamo perso di vista, non riconosciamo più i volti, cioè sono morti i volti. La morte del prossimo, di cui parla in un bellissimo libro Luigi Zoia, La morte del prossimo, cioè la morte del prossimo che ci sta accanto. Noi abbiamo rotto i vincoli con il prossimo, dopo aver tagliato i vincoli con l'assoluto abbiamo tagliato anche i legami che ci legano al nostro prossimo. Siamo rimasti soli, totalmente soli, orfani totali. Ma in questa dimensione di solitudine, quello che sta succedendo, è che non ci sono più i volti. Vi ricordate negli anni 80-90 non c'era un convegno dove non si parlava di Levinas? Levinas era il grande pensatore che ci aveva fatto capire che bisognava mettere al centro il volto umano, no? L'avvenire... Ah, non si sente? Ok. Ok, si sente? Non si sente? Si sente? Ok, allora si sente meglio? Allora stavo dicendo appunto di questo tema del volto, no? Fino a pochi anni fa questo grande filosofo Levinas era sulla bocca un po' di tutti, nei convegni si sentiva parlare. Adesso improvvisamente questo Levinas è sparito, non se ne parla più. Non si parla più di un volto, non si parla più di alterità. No? L'ultimo libro di Balducci era dedicato al tema dell'altro. Ieri abbiamo sentito Terzani, io ho avuto la fortuna di invitare e ospitare a Bolzano un grande maestro anche di Terzani che è Richard Kapuscinski, e insieme a Terzani avevano rimesso l'altro al centro, no? Anche Kapuscinski aveva fatto un libro meraviglioso sul tema dell'alterità, no? Questo tema dell'altro, il volto. Italo Mancini ha fatto
questo libro, tornino i volti, una specie di appello disperato, tornino i volti, volti da amare, da carezzare, da aiutare, da accogliere. L'accoglienza del volto è la pace, il rifiuto del volto è la guerra, no? Ecco, noi siamo in un'epoca storica in cui abbiamo ucciso il volto, non c'è più, noi possiamo assistere al genocidio di 70 milioni di persone così, serenamente, davanti a uno schermo televisivo, non sentiamo più il dolore, la perdita, la morte, il sangue, la tragedia di chi vive con i morti intorno, no? È diventato una specie di gioco virtuale, anche le guerre sono diventate una specie di gioco virtuale con un'informazione totalmente manipolata, con l'omologazione, per cui noi sentiamo tutto molto, molto lontano, siamo molto distaccati, il prossimo non c'è più, il volto non c'è più. E questo, diciamo, questo libro di Pierluigi, secondo me, ha questa grande forza in qualche modo dentro queste parole. Le parole sono importanti oggi, no? Di rimettere al centro i volti, cioè rimettere al centro le persone, il volto, soprattutto il volto appunto defraudato, denigrato, oppresso, il volto da liberare. E ci sono delle pagine meravigliose, per esempio la pagina sui vestiti. Pierluigi fa una specie di sociologia del vestito in queste pagine, cioè l'importanza del vestito, le mode, no? C'è anche, diciamo, un'omologazione dei vestiti, però va bene, abbiamo sempre avuto questa grande passione per i vestiti, fin da giovani i vestiti venivano scelti, ognuno si metteva il vestito e si curava, si dava un look, no? Quindi c'è questo vestito è, diciamo, come dire, una specie di costruzione di un'identità, di una dignità. Essere vestiti significa essere anche persone dignitose, no? Non avere i vestiti, essere poveri, non avere questa possibilità di vestirsi, significa essere defraudati nella propria intimità, nella propria dignità, essere davvero soli, nudi. E c'è questa nudità terribile dell'essere povero, che però, come dire, si combina con l'altra faccia della nudità, che è la sobrietà di cui ha parlato anche Vito. In queste pagine torna anche questo tema della sobrietà, no? C'è una nudità anche ontologica, per dire, dell'uomo, che è anche come dire, un racconto evangelico. Quando noi torniamo alle pagine di Francesco d'Assisi e di Chiara, noi torniamo alla nudità. Quando Francesco restituisce i vestiti al padre e rimane nudo nella piazza del comune ad Assisi, è la nudità dell'uomo libero, che si toglie i vestiti perché non vuole avere più materia a cui aggrapparsi, no? Diciamo così. Quindi c'era nel 200 c'era questa irruzione di libertà che è nata con questi movimenti pauperistici, per cui, diciamo, la nudità era anche un segno di libertà. Ci liberiamo dal peso della materia, dai pesi delle cose materiali, dai soldi, dagli onori, dai privilegi, eccetera. E questa è un'altra faccia, no, del tema della nudità. Da una parte il vestito come espropriazione di dignità, dall'altra parte la nudità come ricerca di autenticità. Pensate a Gandhi, la vita di Gandhi, no? Più cresceva in sapienza e più si toglieva vestiti. Era un avvocato all'inizio col suo vestito, con la cravatta, e alla fine è rimasto con una tunica, no? Tanto che Churchill lo aveva preso in giro chiamandolo il fakiro nudo, no? Lo definiva così. Quindi ecco, c'è questo, secondo me, in queste pagine molto belle del Vangelo di Pierluigi, come dire, una rimessa al centro del volto d'altrui, appunto un volto da amare, da accarezzare, da accogliere, da visitare. Ecco, diciamo che la prima parte, per dire così, di questo libro, secondo me, possiamo riassumerla con questo tema dell'alterità del volto, ecco, un volto da rimettere al centro. Grazie. Nel libro c'è una riflessione sulle beatitudini, su cui vorrei soffermarmi, perché anche questo, che potrebbe sembrare un Vangelo per i credenti, il discorso di Gesù della montagna, dove dice chi sono i beati,
È un Vangelo rivolto a tutte le persone, credenti e non credenti, chi frequenta le chiese e chi è ateo. E giustamente Pierluigi sottolinea in modo netto, chiaro, che le beatitudini sono la carta costituzionale dell'umanità. E diceva Pierluigi sempre che sento le beatitudini, il Vangelo delle beatitudini, come la guida e la verifica della mia vita, della vita. Vorrei, prima di inoltrarmi a commentare qualcuna delle beatitudini, fare riferimento a alcuni episodi. Uno di questi episodi avevo già parlato a Tualis in occasione dell'incontro che si fa in cimitero il mese di ottobre. Pierluigi, il Vangelo delle Beatitudini generalmente viene letto nelle chiese il giorno dei santi, cioè nella ricorrenza dei santi e dei morti. Però lui lo utilizzava spesso, anche lo leggeva in occasione in particolare delle Eucaristie di saluto a alcune persone, cioè nei funerali. Il 1° novembre del 1980 è andato via da Paderno in ottobre, quindi era novembre, 1° novembre, era andato a Roma e risalendo si è fermato a Barbiana. È la prima volta che andava a Barbiana, dopo è tornato tante altre volte. E c'è un sasso sulla tomba di Pierluigi Barbiana e qualcosa della tomba di Pierluigi è finita nel cimitero di Barbiana, questi incroci importanti. E lì c'era una donna che si chiamava Edda, che era la perpetua di Don Milani, e che era sempre sospettosa rispetto a chi arrivava da fuori, perché custodiva gelosamente quell'esperienza. E Pierluigi si è presentato, ha presentato il gruppo, ha detto che era un prete anche. Bene, dice. Allora lei oggi è venuto qui, mandato appositamente, perché non c'è mai stata un 1° di novembre che non ci sia stata la messa celebrata qui nella chiesa di Barbiana. E oggi doveva venire un frate, ma quel frate non viene. E quindi lei è stato mandato appositamente. E Pierluigi si è sentito molto timoroso, con le gambe un po' tremanti, perché lei lo invitava a dir messa e lui non era dir messa a Barbiana, nella chiesa di Don Milani, con i paramenti di Don Milani, sull'altare di Don Milani non era una cosa facile. Però alla fine Edda, con fare veramente grintoso, gli ha detto: ma lei è prete o non è prete? Se è prete, celebri. E quindi è stato un invito perentorio, Pierluigi si è avviato verso la chiesa, c'era un gruppo di persone e ha letto il Vangelo della Beatitudine e le ha commentate proprio nel luogo dove le Beatitudini si sono realmente incarnate. E dice nel libro che ha scritto su Don Milani, pubblicato sempre da Alba Edizioni, libro che dice Don Milani, la mia esperienza di uomo e di prete, dice Pierluigi: potrei dire che mi pare in quel giorno, quel 1° novembre, di aver vissuto con lui un incontro profondo, un incontro speciale e indimenticabile. Questo è un primo passaggio. Un secondo passaggio è questo. La messa attuale il 29 dicembre del 2001. Quel giorno attuale si celebravano i funerali di nostra madre. E Pierluigi ha letto il Vangelo delle Beatitudini, concelebravano più preti, ma l'ho letto lui in prima persona, e poi ha commentato le Beatitudini, inserite chiaramente in un discorso, in una riflessione ampia. E quello che troverete nel libro non dice beati
possono stare contente le persone che hanno realizzato nella loro vita questo. E quindi ho preferito scrivere il commento a quelle beatitudini perché è depositato dentro di me, nel mio cuore, come era anche nel suo cuore, questo momento del tutto speciale e intenso. E in fondo nostra madre ha cercato nella sua vita di seguire questo Vangelo delle Beatitudini, alcune le ha vissute sicuramente in modo concreto anche lei nel suo impegno quotidiano. Non so se qui c'è Aida Tajente oggi, però Aida è attrice, autrice, lettrice, ci accompagna spesso, ha accompagnato sempre Pierluigi, è stata sua studentessa all'Istituto d'Arte e lei fa degli spettacoli in teatro. Uno spettacolo appunto è stato il Vangelo delle Beatitudini, con gli scritti e le riflessioni di Pierluigi. Ma Pierluigi l'ha accompagnata anche in tanti altri spettacoli, in tanti altri teatri con le sue riflessioni, con i suoi scritti, con i testi per altri spettacoli particolari. Sospiro d'anima, Rosa Bianca, che è dedicata a un gruppo di resistenza non violenta di Monaco di Baviera. Dice Aida, e la ringrazio di questo, le parole di Pierluigi restano impresse in ognuno di questi testi e con amore e profonda gratitudine le porto con me e mi sembra così che l'infinita mancanza che sento di lui si affievolisca un po'. A Udine nel 2011 il MEIC, che è il Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale, su sollecitazione insistente dell'Arcivescovo Monsignor Battisti, ha realizzato una serie di incontri sulle beatitudini, di riflessioni. E Battisti ha insistito per chiamare come relatori alcune tra le personalità più significative della Chiesa diocesana, e tra queste c'era anche Pierluigi. Battisti aveva una grande stima di Pierluigi. E l'8 marzo, nella parrocchia del Carmine, Pierluigi appunto ha parlato su beati i miti e beati gli operatori di pace. Il valore di una non violenza resistente e attiva. Diceva Gandhi, che è stato citato anche da Francesco, che le beatitudini sono le parole più alte del pensiero umano e sono il più grande atto di speranza. In fondo il mondo non può essere, credo, né oggi né domani, si spera almeno, sotto la legge del più forte, perché appartiene a chi cerca di renderlo migliore. Tutte le beatitudini sono importanti, fondamentali. E come dicevo prima, sono un appello a tutte le persone, quindi anche a noi, sottolineando i valori, gli obiettivi e gli impegni che devono essere presenti nelle nostre vite. Riferendoci al momento storico attuale, credo che le più incisive e stimolanti, mi pare, possano essere queste. Beati i costruttori di pace, beati i miti, beati i misericordiosi e beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati i costruttori di pace. Viviamo in un mondo di guerra, di violenza, la terza guerra mondiale a pezzi, come ben diceva Papa Francesco, e non c'è pace se non c'è giustizia. E i costruttori di pace, cioè ciascuno di noi,
deve coltivare sì la pace nel suo cuore, anche essere una persona che si pone come persona di pace, individuabile, ma le persone devono impegnarsi per la giustizia e i diritti. E diceva il Cardinal Martini sempre che il nome che meglio si lega a quello di Dio è giustizia. Beati i misericordiosi, perché riceveranno misericordia. La misericordia ci sollecita subito la solidarietà. Solidarietà, come è stato detto anche da Comina, Francesco, verso gli ultimi, verso chi soffre, chi fa più fatica, e prendersi a cuore, ci sollecita la compassione, farsi carico, farsi cura, e il care, come appunto è scritto a Barbiana. E poi beati i miti. La mitezza è un termine desueto, si parla poco della mitezza. In un mondo che è aggressivo a volte nei rapporti verbalmente e aggressivo anche in dimostrazioni di violenza fisica. E la mitezza diventa a questo punto anche una scelta di civiltà. Un modo di agire con gentilezza e rispetto, in un mondo fin troppo aggressivo. E quindi c'è urgenza di ascolto e rispetto per contrastare l'odio. Vorrei citare Liliana Segre, che nell'ottobre 2022 ha tenuto un discorso in Parlamento ed era molto incerta se parlare della mitezza, se usare questa parola, perché dice, come ho detto io prima, è un termine che si usa poco e poi in un contesto come il Senato politico forse dice non era il più adatto, ma l'ha fatto e ha parlato in modo straordinario della mitezza, dicendo che in fondo la mitezza può essere considerata una melodia dell'anima. Credo una cosa molto bella detta da Liliana Segre, una melodia dell'anima, di qualcosa di interiore, di interiore a noi. Quindi siamo invitati anche alla mitezza. E chiudo questa riflessione sulle beatitudini soffermandomi un attimo sui beati puri di cuore. Chi sono i puri di cuore? Termini che ci sembrano lontani, ma i puri di cuore sono concretamente quelli liberi dagli idoli, su cui mi soffermerò un attimo, dall'invidia, dall'egoismo, dall'ipocrisia. E quali sono gli idoli oggi? Gli idoli sono questa ricerca del denaro, del possesso, delle ricchezze materiali, il sentirsi rassicurati in fondo dalla fama ricercata che possiamo raggiungere nelle nostre vite, anche calpestando gli altri, in una ricerca di espansione sfrenata esagerata del proprio ego, la ricerca di profitti esagerati, è appunto il successo ostinatamente ricercato. Erich Fromm, in un libro Nell'arte di vivere, identifica i principali idoli dell'uomo moderno, e qui non posso chiaramente soffermarmi in questa analisi di Erich Fromm, nel consumo, nella produzione, nella tecnologia estremamente assolutizzata, e dice anche Pierluigi perché sia la scienza che la tecnologia hanno dei limiti, non possono essere assolutizzati, e nello sfruttamento anche della natura.
E per quanto riguarda la Chiesa, cosa si può dire? Che ricerca l'idolo spesso del successo, del tornaconto, del vantaggio e molti dei suoi protagonisti, tanti, più di quanto Papa Francesco li richiamava. Ha richiamato sempre i pastori a seguire il gregge, sentire l'odore delle pecore. Molti ricercano titoli spesso ricercati anche con vanità, eccellenza, monsignore, eminenza, vestiti strani, no? Rosso, porpora, eccetera, eccetera. E durante il Concilio Vaticano II, il 16 novembre del 1965, nelle terme di San Domitilla a Roma si incontrarono 40 vescovi per un tema da sviluppare che era quello della Chiesa serva e povera. E fra le varie priorità che si sono dati era l'abolizione dei titoli. Quindi non più eccellenza, eminenza, eccetera, ma bensì di essere chiamati col termine evangelico di padre. Mi sembra molto bello questo. E anche Pierluigi in America Latina, nelle comunità dell'America Latina, lui voleva farsi chiamare Pierluigi ovviamente sempre, ma lo chiamavano padre. Ecco, gli idoli ci tolgono la libertà, ci rubano l'amore, schiavizzano, ecco. E quindi costruendoli perdiamo un po' la nostra libertà. Grazie. Grazie. Grazie Vito. Ma il tuo intervento mi ha suggerito un po' di ricordi di Pierluigi. Intanto anch'io ho avuto la perdita di mia mamma poche settimane fa e mi ricordo quando Pierluigi ci invitò, me e mia madre, che tra l'altro non conosceva se non perché sapeva che leggeva i suoi libri, ci invitò a Zugliano per un incontro dedicato a Ettore Masina. Ettore Masina è stato un grande giornalista e è stato fondatore della rete Radieresh di solidarietà internazionale, che si occupava appunto di una solidarietà attiva tra gruppi del nord e gruppi del sud del mondo. È stato tra l'altro anche parlamentare, è un cattolico, come diceva padre Balducci, che non fruga nelle tasche per trovare la macchia di qualche peccato, ma che fa l'esame di coscienza davanti alla carta geografica. E ci trovammo con la moglie, con la vedova di Ettore Masina, in questo scenario molto bello dove appunto Pierluigi tornò sulle beatitudini, sul tema delle beatitudini, perché i beati sono i nostri compagni di viaggio anche, ci sono persone che vivono la beatitudine, che è appunto questa dimensione di apertura totale e di impegno per cercare di sollevare la vita degli altri, la vita dei più poveri e appunto dare un segno di autenticità nel mondo, no? Io e Pierluigi eravamo legati da questa, diciamo, ricerca delle testimonianze. Io mi sono sempre mosso nei miei libri anche, insomma, così a questa passione di, come dire, di rendere vive queste grandi testimonianze che abbiamo avuto. L'ultimo incontro che ho fatto con Pierluigi nel 2021, nel dicembre del 2021, era nella presentazione di questo libro che ho scritto su Franz Jägerstätter, questo contadino austriaco che si ribellò a Hitler. Con la quinta elementare fece un'azione bellissima, c'è un film stupendo di Terence Malick, La vita nascosta, che racconta questa vicenda paradigmatica, insomma, dell'uomo
diciamo, povero, un contadino senza grandi capacità intellettuali, ma che aveva capito tutto e che aveva dato una testimonianza incredibile di fedeltà al Vangelo e di anti-idolatria. Un'altra figura che ci legava era questo giovane bolzanino, su cui anche ho scritto uno dei miei primi libri, che si chiama Josef Mayer-Nusser. Anche lui fece il rifiuto del giuramento a Hitler e venne appunto incarcerato, poi condannato a morte, che negli suoi scritti, nelle sue lettere, aveva affrontato in maniera diretta l'idolatria al potere, cioè il tema dell'idolo, no? E si chiedeva: ma com'è possibile che una chiesa possa adorare in qualche modo Hitler? Pensiamo che in quegli anni nell'Austria, quando ci fu l'Anschluss nel 1938, il primate della chiesa austriaca scrisse a tutti i vescovi dicendo di accogliere nel migliore dei modi il nuovo inquilino, firmandosi Heil. E si chiedeva a Franz Jägerstätter e allo stesso tempo anche Mayer-Nusser: ma com'è possibile che noi adoriamo queste figure, questi potenti, no, terribili, che fanno quello che sappiamo che fanno? Perché Franz Jägerstätter con la sua quinta elementare sapeva benissimo dell'eutanasia, dei campi di concentramento, sapeva tutto, quindi non è vero che non si sapeva. E questi erano anche per Pierluigi i beati. No? C'è una bellissima, un libro, uno degli ultimi libri di Agnes Heller, dedicato al sogno, una riflessione filosofica, anche un po' psicanalitica, sul tema del sogno, e poi anche biblica. E lei cerca di dimostrarci che, diciamo, il sogno biblico è una scelta, in qualche modo, è il Signore che si fa presente la notte e per dare alla persona umile un messaggio di anticipazione del futuro, un messaggio di verità. E io ho trovato, e ne abbiamo parlato anche con Pierluigi, che era molto affascinato da questa lettura, proprio in queste figure di antinazisti, di persone sole. Franz Jägerstätter è stato il più solo dei soli, ha fatto un'opposizione totalmente solitaria al nazionalsocialismo. Questo tema del sogno, nel gennaio del 1938, pochi mesi prima dell'Anschluss, Franz ha un sogno, è gennaio del 1938, lui sogna di un treno che entra precipitosamente nelle campagne della sua amata Austria e sogna che la gente corre a prendere questo treno e tutti cercano di salire su questo treno e anche lui sale. L'omologazione, no? L'omologazione, grande tema di cui parla anche Pierluigi e che è parte della nostra storia oggi, l'omologazione. Però anche lui sale su questo treno, però a un certo punto una mano lo afferra da dietro e dice: guarda, caro Franz, che questo treno conduce all'inferno, però se vuoi ti faccio fare un altro giro, eccetera. Poi si sveglia, tutto agitato, ne parla con la moglie. Franz aveva 3 bambine piccole quando è morto, di pochi anni, 1 anno, 2 anni, 3 anni, e ne parla con la moglie e per lì non capisce nulla. Poi 3 mesi dopo arriva l'Anschluss e capisce che Dio aveva voluto parlargli, lasciargli questo messaggio, no? Quindi Dio entra nella storia attraverso i piccoli, attraverso le persone umili, per dare un messaggio di coscienza ed aprire la storia, anticipare la verità della storia, e entra, diceva Agnes Heller, si fa vivo attraverso persone semplici, persone umili, no? La stessa Sophie Scholl, cioè Aida Tagliente, qui so che ha fatto un bellissimo lavoro, abbiamo ospitato anche la mostra sulla Rosa Bianca. Sophie Scholl ha anche un sogno, no? Il giorno prima del processo sogna di camminare, di un certo punto gli si apre una voragine, lei crolla, cade in questa voragine, però e ha in mano un bambino. Però prima di cadere riesce a depositare questo bambino sulla nuda terra e a salvarlo, no? E poi questo sogno lei lo racconta con l'amica a distanza, dice: vedi, noi moriremo, ma le nostre idee rimarranno. No? E anche questo è in fin dei conti un sogno biblico, no? È un sogno di vita, è un sogno di resurrezione in qualche modo, cioè le cose rimarranno. Ed è questo, diciamo, questa contaminazione che ho trovato molto, molto bella, e l'ho trovata anche in questo libro, per esempio il racconto sulla Val Pesarina, quando Pierluigi racconta di questo voto della comunità con il vescovo di Udine
per preservare questa vallata dagli effetti della guerra. Lo stesso voto lo fece Josef Mayer-Nusser, questo giovane sudtirolese che si rifiutò di giurare a Hitler. Fecero uno stesso voto al Sacro Cuore di Gesù a Bolzano per preservare l'Alto Adige dalla catastrofe della guerra. Vedete come ci sono poi anche tra territori questi collegamenti anche nella storia, no? E noi avevamo questa passione che ci univa con Pierluigi, come dire, di andare a cercare le tracce dei testimoni per capire l'oggi, non per capire gli ieri. La memoria come una proiezione del futuro, per dire mai più queste cose, no? Non possiamo più vedere queste cose e invece continuiamo a rivederle purtroppo e siamo in una situazione appunto storica terribile, perché stiamo tornando un po' al clima che c'era nella Prima Guerra Mondiale, questo nazionalismo che ritorna, questo interesse per le armi, no? per il business, semplicemente con l'idea appunto di rompere anche il diritto internazionale. Noi avevamo fatto questi grandi progetti di unità del mondo attraverso le convenzioni internazionali, attraverso il grande costituzionalismo, attraverso queste grandi utopie appunto della pace, nonostante ci fossero problemi, guerre qua e là, ma c'era questo spazio enorme di utopia che sta precipitando, perché oggi appunto è stato rotto tutto, no? Tutti i legami in qualche modo comunitari. Ecco il ritorno al tema della comunità. Il ritorno a Monsignor Romero, c'è un bellissimo passaggio sul tema dell'Eucaristia, no? Riprendendo un atto di Helder Câmara, questo grande vescovo brasiliano che mise l'Eucaristia in mezzo no, al pantano, in mezzo alla terra, dicendo: l'Eucaristia è qui, vive qui, in mezzo al pantano dove la gente si muove, no? È qui l'Eucaristia, non ha senso chiuderla negli armadietti dorati. È qui l'Eucaristia che va vissuta, nella vita, nella storia. E la stessa cosa appunto con Monsignor Romero al funerale di Rutilio Grande, quando ci fu questa grande manifestazione, questa grande marcia per commemorare, per il funerale di Rutilio Grande, questo sacerdote ucciso spietatamente dalla dittatura. A un certo punto questa processione stava procedendo e i poliziotti cercavano di bloccarla, e da in fondo Romero disse: andiamo avanti. E da quel momento Romero è diventato il punto di riferimento di un intero popolo. Monsignor Romero, che tra l'altro veniva da una tradizione di una chiesa tradizionalista legata all'Opus Dei, improvvisamente fa un'irruzione nella storia e diventa, come dire, costruisce la teologia del popolo. E Romero diventa l'artefice di una nuova teologia popolare e in 4 anni riscatta una storia di 50 anni di vita passata appunto dentro, no, i meccanismi classici dell'ortodossia cattolica. Diventa un profeta della teologia della liberazione in soli 4 anni, fino a rimetterci la vita, come sappiamo, quel grande discorso il 23 di marzo del 1980 fatto davanti alle milizie, e il 24 marzo verrà assassinato con un colpo di pistola in chiesa mentre celebrava l'Eucaristia, appunto. Questa Eucaristia della vita, no? Questa Eucaristia che vive negli spazi del mondo, no? Anche negli spazi dove c'è difficoltà, dove ci sono problemi, no? Negli spazi dove si vive la vita, non no? Negli spazi isolati delle canoniche, ma in mezzo alla vita, in mezzo alla storia. Ecco, questa è stata il grande sogno, secondo me, di Pierluigi, il grande dono che ci ha lasciato, cioè combinare, mettere in relazione fortemente fede e storia. Questa è la profezia evangelica, no? Questo è, come dire, la vita cristiana autentica, la vita dentro la storia, in mezzo, la teologia della liberazione, no? Questo tentativo di gettare il Vangelo nei bassi fondi della storia, dove vivono, sperano e lottano gli ultimi dannati della terra. Questo è appunto stata la grande utopia di Pierluigi. L'ultimo capitolo del libro parla della speranza, che è
un tema, diciamo, che non c'è solo nell'ultimo capitolo, ma è in tutti i libri che Pierluigi ha scritto, perché dopo le analisi storiche e sociali che fa, lascia sempre intravedere delle possibilità di recupero, delle possibilità positive. E la speranza, di cui dobbiamo ovviamente parlare anche oggi, è una dimensione, una qualità e una virtù della vita che è la più difficile, una delle più difficili da conquistare e mantenere. E come l'amore, che sono sia la speranza che l'amore delle perle preziose, ha delle oscillazioni nella vita. Cioè ci sono momenti di speranza e momenti, che non sto qui ovviamente anche per il tempo che ci resta, di caduta, di delusione, perché certi obiettivi non sono stati raggiunti, ci sono state delle situazioni difficoltose, la malattia, la morte in famiglia di qualche persona particolare, di un figlio, delusioni nella famiglia, delusioni di un popolo che si dava priorità per cambiare una situazione, magari vivendo sotto una dittatura militare, e poi tutto è andato male. E quindi la speranza delle oscillazioni sta a noi annaffiarla, sostenerla, e da soli non riusciamo a farlo, bisogna avere contatto, relazioni con le persone che hanno speranza, hanno anche loro la speranza, persone positive. Ripeteva spesso padre Turoldo che è più difficile sperare che credere. E Balducci ha detto, e lo scrive anche nel libro Pierluigi, questi sono scritti che sono anche nel libro, a rendermi il trapasso più lieve, se possibile, sarebbe la certezza di aver distribuito agli uomini la speranza. E Pierluigi cosa diceva? Ecco, io ho il ricordo delle ultime Eucaristie che ha celebrato a Giuliano, scendendo dalla stanza dove era nel letto, sulla carrozzina, c'era un breve commento al Vangelo e poi ha parlato, quelle 3 domeniche, 4, sulla pace e sulla speranza. E poi mi sono chiesto, perché sono 2 dimensioni fondamentali, e quindi ha voluto lasciare questa impronta alla comunità, a chi era presente. E mi ricordo sempre che mi aveva fatto comprare un libro di Limes, La pace finita, dopo lo scoppio della guerra Russia-Ucraina, l'ha alzato, ho presente ancora bene. Ecco, dice qui la pace, ma non è possibile, io ho speso tutta la vita, anche nelle scuole, coi giovani, per creare una coscienza di pace, per aiutarli in questa visione sulla pace, in questa cultura della pace, e quindi dobbiamo continuare, a prescindere da tutto, a credere nella pace. E pochi giorni dopo, stasera c'è Francesca Mannocchi, mi sembra, amica di Pierluigi, gli ha scritto un messaggio, però lei probabilmente aveva un altro telefonino ed era inviata in Ucraina, a cui non ha risposto, ma l'ha scritto lì in mia presenza mentre vedevamo alla 7 la trasmissione della Gruber. E quindi Pierluigi ha fino all'ultimo, agli ultimi giorni della sua vita, sollecitato alla pace e alla speranza. E senza speranza non c'è prospettiva, non c'è vita, non c'è futuro senza speranza, perché senza speranza c'è individualismo, arrendevolezza, fatalismo e conformismo.
E quindi la speranza è qualcosa che ci portiamo dentro, una disponibilità a dare il nostro contributo perché il mondo migliori, per un mondo più umano. Ma ci vuole anche nella vita di tutti un'unione delle speranze. Dobbiamo fare da calamita e ricercare le persone che come noi portano dentro la speranza. E c'è una dimensione della speranza dell'individuo, di noi, di ciascuno di noi, ma anche di famiglie, di comunità e di popoli in relazione tra loro. E la speranza anima il presente e permette di guardare però anche al futuro, se no guai. Però la speranza vede attuazioni storiche a volte lente, non immediate, quindi noi dobbiamo essere delle persone perseveranti. Volevo solo leggere brevemente quello che diceva John Sobrino. Pierluigi è stato in San Salvador 2 volte e ha conosciuto persone importanti, tra cui questo teologo della liberazione, che è sfuggito all'uccisione degli altri 5 gesuiti che formavano Lucca, l'Università del Centro America, guidata da padre La Curia, e John Sobrino si trovava in Thailandia e quindi è sfuggito alla morte. E Pierluigi l'ha intervistato e gli ha detto: quale speranza vivi e quale speranza vedi attorno a te? E John Sobrino disse in quell'intervista: è davvero fondamentale che la speranza non muoia. Il Vangelo è la pietra della speranza, che alle volte la gerarchia, anche i teologi, rischiano di soffocare. A mio sentire, la speranza deriva dall'amore. Dove c'è amore c'è speranza. E fra questa gente, cioè il popolo salvadoregno, nonostante tanta morte, sofferenza e povertà, non solo la speranza non è sparita, ma c'è anche la capacità di gioire di cose semplici. La speranza senza amore, dice Pierluigi, può diventare illusione, come la fede senza amore diventa spiritualismo astratto, fuga dalla storia, ed è l'amore che la sollecita a diventare concreta possibilità. E ha concluso John Sobrino dicendo a Pierluigi: caro Pierluigi, sono stato tanto contento di tornarti a vedere in questo San Salvador e quando tornerai nelle tue terre parlerai tanto bene, sono sicuro, del popolo salvadoregno e di Oscar Romero. Con tanta amicizia e gratitudine, tuo fratello John. Grazie. Abbiamo 7 minuti. Cosa facciamo? Il finale? Dici qualcosa dell'etica? La poesia di Turoldo. Come vuoi, sì. Sì, siamo alla fine, abbiamo pochi minuti. Mi è venuto in mente un po', anche ritornando al libro, si parla appunto di cibo, ma si parla anche di acqua, no? Le battaglie per il bene pubblico, per l'acqua come bene pubblico, il referendum che è stato fatto. E a me è venuto in mente un po' questo simbolo dell'acqua, perché forse per molti di noi, Pierluigi, ci rimane un po' come una fonte, no? Una fonte d'acqua fresca, dove abbiamo bevuto, ci siamo abbeverati di queste parole, ci siamo nutriti alla fonte di Pierluigi. Era una specie di fiume carsico un po', no? Pierluigi. Per certi versi aveva dei tratti che mi ricordano un po' Turoldo, no? Questa dolcezza, però con questa forza dell'indignazione, no? Da fronte alle cose che non andavano, cioè, no? Non accettava l'ingiustizia, la guerra, la violenza. Quindi diciamo questo tratto friulano molto forte. E io ho sempre pensato, appunto, sempre un po' collegati Turoldo e Pierluigi. E io vorrei chiudere con una poesia di Turoldo che ho trovato in questo libro, Anche Dio è infelice, e probabilmente anche Dio è infelice.
in questo momento, in questa storia. Ma tu non avevi lacrime. Ma tu non avevi lacrime. A noi invece era dato piangere. Questo forse ti sospinse tra noi? Non ti apparteneva il fiotto azzurro di queste vene che pure avevi scavato nella nostra carne? Tu senza misteri, tu senza il rischio di questa esistenza sempre giocata nell'incertezza del tempo defettibile, nella continua paura di non esistere. Tu dovevi essere felice e noi perduti. Così sei venuto a cercare i cibi delle tue creature maledette, a farti carne del peccato mentre ti donavi. E ciò solo noi ti invidiamo, questo potere di perdonarci. E penso che appunto in questa poesia di Turoldo ci sia anche molto questa idea, questo sogno di un Dio appunto prossimo a noi, che sta in mezzo a noi, non sta nelle alte nebulose, ma è parte, carne della nostra carne, vita della nostra vita. E quello è la lezione forse che ci lascia Pierluigi, no? Questo cercare Dio nelle cose, negli ultimi, nelle zone più buie, non in quelle assolate, in quelle di penombra, dove stanno appunto, dove vivono gli ultimi dannati, dove vivono le persone che fanno fatica. Ecco, raccogliere la fatica e dare un senso alle cose. Mi pare che forse questo è forse il messaggio che di più rimane di Pierluigi. Grazie. Grazie. Bene, grazie Francesco per queste profonde riflessioni e per il ricordo stretto che ha legato sempre le riflessioni a Pierluigi come anche persona. E i libri sono disponibili per chi vuol comprare nelle casette dei libri a sinistra all'uscita e ricordo un appuntamento importante che abbiamo domenica Tualis, dove nella ricorrenza del 4° anniversario di Pierluigi sarà celebrata una messa da Don Luigi Ciotti, amico particolare di Pierluigi, concelebrata anche da altri sacerdoti, con poi un momento anche nel cimitero oltre che in chiesa, per cui chi volesse essere presente, chiaramente è importante esserci anche a questo appuntamento. Grazie a Paola, profonde.